Appuntamenti in agenda per sabato 6 maggio, ultima giornata del Festival dei Sentieri Terre Millenarie. Alle 8 escursione lungo il sentiero Rapallo Santa Margherita Ligure Portofino. Alle 14.30 nella chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo la conferenza al Sentiero dei Fiamminghi. Alle 17 all'Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure il concerto del coro Mani Bianche Chiavari Liguria. Alle 21 al Circolo Golf e Tennis di Rapallo l'incontro In cammino verso la comunità con Paolo Verri e Patrizia Bussoli. Torna Dona la Spesa, l'iniziativa che si svolge nei punti vendita Coop anche nel Tiguglio. Dalle 9 alle 19 chiunque potrà contribuire acquistando prodotti di prima necessità e consegnandoli ai volontari presenti nel punto vendita. Visite dermatologiche gratuite a Chiavari all'Officina Imparo e Vado di Corso Millo per la prevenzione dei tumori della pelle in occasione del Melanoma Day. Alle 11 poi nella sala della Torre Civica sarà inaugurata una mostra con i quadri realizzati da Roberta Repetto, visitabile dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. A partire dalle 9.30 al Teatro Cabannun di Campo Morone, il movimento delle Agende Rosse, Gruppo Ligure Falcone Borsellino, incontrerà gli studenti del territorio ligure in occasione della giornata della legalità. Il circolo fotografico Dietro a un vetro di Rapallo partecipa al progetto fotografico collettivo nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche in collaborazione con l'Istat. Dalle 10 alle 17 al Chiosco della Musica a Rapallo sarà allestito un set fotografico per raccogliere i ritratti degli italiani e realizzare così il più ampio affresco corale della popolazione nazionale. Si replica anche domenica. Festa di primavera nell'Orto della Carità del Mato Grosso, sulla piana dell'Entella a Lavagna. Per tutto il giorno, a partire dalle 10.30, giochi e animazione per raccogliere fondi per le missioni in Perù. Ottava edizione della rassegna musicale Ghetto Blaster in piazza Don Gallo a Genova. Musica e concerti dalle 15 alle 20. Cerimonia di premiazione del premio d'arte Aurelio Galeppini, promosso dall'Associazione Il Mosaico in collaborazione con il Liceo Artistico Luzzati. Alle 16 nell'aula magna della scuola che si trova in via Ghio a Chiavari. Quarto appuntamento della rassegna Primavera Concerti 2023 a cura della Società Filarmonica Città di Chiavari. Il concerto Una voce poco tanto fa alle 17 nell'Auditorium di Largo Pessagno sarà eseguito dalla mezzosoprano Elisabetta Ricci, dal tenore Luca Bazzini e accompagnati da Francesco Barbagelata al pianoforte. Il Centro di Cultura L'Agave propone la presentazione dell'Annuario della Poesia I Limoni 2022 edizioni Gammarò alle 17 nella Sala Livellare di Via del Pino a Chiavari. Nella sala consigliare del comune di Recco viene inaugurata la mostra personale delle opere di Vilma Bittossi Cerruti. Curerà la presentazione Franco Dioli, storico dell'arte e direttore dell'Associazione Culturale Ida l'Ottocento-Novecento. La mostra resterà aperta fino a sabato 14 maggio. Sarà garantita la visita al pubblico negli orari di apertura degli uffici comunali. Festa all'Orsica per Santa Caterina. Alle 19.30 si apriranno gli stand gastronomici. Ad allietare la serata la musica di DJ Kelly. Infine, Dois Mais in concerto alle 22 al Circolo Arci Orchidea a Santa Margherita Ligure.